Amici ben ritrovati, eventi del territorio, oggi 3 aprile è a Mosnigo il Fiore, una festa che dopo la ripartenza riparte alla grande perché è riuscita a coinvolgere tutte le associazioni del paese, dai CIS alla Via delle Spiedi alla Proloco, e qui abbiamo William Girardi che è il presidente. William, un grande successo e la gente sta rispondendo alla grande. Sì, grazie Luigi. Ci siamo riproposti dopo anni di fermo causa Covid, abbiamo ripreso questa manifestazione, bellissima manifestazione, l'abbiamo ampliata, abbiamo coinvolto tutto il paese, le associazioni, abbiamo chiuso le strade, abbiamo messo bancarelle e i soliti noti spiedi qua che ormai sono di contorno a questa bellissima festa. Il tempo ci ha fatto una capatina d'inverno con un po' di pioggia e neve qua nei didoni, però la gente ha risposto, sta venendo a mangiare, a consumare, a conoscere quello che è Mosnigo, un piccolo gioiello nel territorio. Sì, certo. L'affluenza è stata molto intensa, purtroppo il tempo ci ha giocato contro, però i risultati si vedono lo stesso, insomma, la gente sta apprezzando e degustando le nostre specialità qua. E quindi ci aspettiamo, diamo appuntamento agli spettatori per il prossimo appuntamento. Il prossimo appuntamento sicuramente il prossimo anno vedremo di fare qualcosa in più e faremo qualche preghiera in più per il tempo. Perfetto. E siamo in compagnia del nostro caro amico Ivan Sasini che è il presidente della Via dei Spiedi. C'è una gara particolare che si svolge su una gara di spiedo. Sì, esatto, è una gara di spiedo proprio come ha detto lei, finalmente siamo riusciti a ripartire dopo 2 anni di stop, abbiamo coinvolto per la prima volta tutto il paese, quindi tutte le varie associazioni del paese, dagli alpini, dai CIS, da noi in primis, Via degli Spiedi, Proloco. Siamo stati anche fortunati per il tempo la mattina, ci sta un po' disturbando adesso. Sì, ci sta un po' disturbando adesso, però tutto sommato è andata bene. Adesso è tempo di ricominciare con la collaborazione fra le associazioni, che è la cosa comunque più fruttosa e più bella, perché riesce veramente a promuovere il territorio e a far sì che le persone, i volontari diano il meglio di sé. Abbiamo visto il zoccolo duro dell'associazione CIS è Via Francia, un tuffo nel passato che non ha tempo e le storia. Assolutamente sì, il nostro contesto è quello, noi continueremo ad operare in Via Francia perché quello, al di là di essere la nostra sede, è stato un po' il punto di partenza, è stata l'ispirazione proprio per la nascita dell'associazione CIS, che fra l'altro quest'anno fa il suo 10° anniversario, quindi ci siamo costituiti proprio 10 anni fa, partendo da questo borgo, cercando di riscoprire le nostre radici, le nostre tradizioni, e questo può essere fatto solo se una cornice è giusta, è adeguata, e quindi noi continuiamo comunque a operare nonostante i problemi di meteo eccetera, perché facciamo quasi tutto all'aperto, però la nostra volontà è quella di proseguire su questa strada. Allora, la gara di spiedi consiste in una vera e propria gara di spiedi, cioè nella cottura dello spiedo d'alta marca, quindi si rispettano le regole della canonica Accademia dello Spiedo di Pieve di Soligo, dove diamo noi la carne, tutta la tipologia di carne, la salvia, tutto quello che serve, e i vari partecipanti, che sono 10 in questo caso, si occupano della cottura dello spiedo e poi verranno giudicati 3 pezzi ogni partecipante. E abbiamo visto la giuria che è abbastanza severa. Abbastanza severa, sì, quest'anno sì, particolarmente severa, visto i 2 anni di stop si sono caricati e quest'anno hanno... Però visto dietro di noi le persone, lo spiedo è venuto buono, Sì, quindi sì, si sta mangiando volentieri. speriamo di sì. Noi ti ringraziamo di averci spiegato in cosa consiste e andiamo a mangiare un po' di spiedo anche noi. Grazie a voi e vi aspettiamo tutti quanti numerosi.
Ciao.